Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'accoglienza dei profughi ucraini in regione prosegue, ma c'è da attenersi un afflusso sempre maggiore. Per questo attendiamo regole sanitarie chiare in ambito nazionale. A dirlo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga in occasione della presentazione a Sacile degli investimenti sulla sanità dell'area dell'Ivenza. Presidente Fedriga, intanto qual è la situazione per quanto riguarda l'accoglienza? Ecco, ai nostri confini stanno arrivando i profughi, qual è il termometro della situazione ad oggi? Noi stiamo organizzando adesso insieme alla Protezione Civile Nazionale tutta la parte organizzativa per quanto riguarda soprattutto la parte sanitaria, con il quale ci deve essere un approfondimento insieme al Ministero della Salute e al Ministero degli Interni. Tutta la parte accoglienza le seguono direttamente le prefetture. Però è chiaro che noi, essendo regione di confine, anzi la principale regione dove i profughi ucraini passano, è necessario che sia un impegno non soltanto regionale ma anche di carattere nazionale. Non possiamo pensare di far gravare soltanto al sistema sanitario regionale tutte le necessità sanitarie, doverose ovviamente da garantire alle persone che scappano dall'Ucraina. C'è un conteggio al momento di quelle che sono i possibili arrivi per la nostra regione e comunque che attraverseranno la nostra regione? Previsioni ad oggi non esistono precise, sappiamo che sono arrivate circa 8.000 persone dall'Ucraina in Italia e allo stato attuale molto poche si sono fermate in Friuli Venezia Giulia, raggiungono principalmente le grandi città metropolitane di Milano, Napoli, Roma, dove evidentemente hanno anche degli appoggi, amici o parenti che li possono ospitare. Però le previsioni sono che questi numeri dovrebbero aumentare notevolmente in relazione anche al fatto che continuano i bombardamenti in Ucraina da parte della Russia, anche su civili, e questo porterà ovviamente a un maggior flusso di persone che si spostano da quel paese in direzione Europa e anche Italia. Sul fronte della conferenza delle regioni ci sono novità, quando vi siete dati appuntamento, e di che cosa dovete discutere? Noi appunto abbiamo già dato l'ok alla prima ordinanza di Curcio, del capo della Protezione Civile, ma adesso è necessario coordinarsi, come dicevo prima, insieme a Salute ed Interni, non soltanto Protezione Civile, per organizzare tutta la parte di primo ingresso, capire dove devono essere fatti i tamponi, se devono essere fatti nel luogo di primo ingresso, nel posto di destinazione, i vaccini, anche i vaccini non soltanto quelli sul Covid, ma anche rispetto ad altre patologie a rischio e tutta l'assistenza sanitaria a cui necessitano queste persone. C'è preoccupazione sul fronte dell'emergenza sanitaria o tutto sommato i primi dati dicono che non sono tantissimi positivi? Insomma, lì c'è una popolazione con bassa copertura vaccinale, il 35% di quella popolazione vaccinata. Stiamo già vedendo i primi positivi, ci auguriamo ovviamente che siano pochi e soprattutto anche con l'avvicinarsi della stagione più calda possano limitarsi il rischio contagi, però è chiaro che dobbiamo tenere sotto controllo la situazione per non rischiare di ripiombare in una situazione che stiamo superando. Oggi è anche il giorno in cui Salvini andrà proprio sui confini, ecco, un atto politico che potrà essere seguito anche da altri leader. Sì, l'importante secondo me, oltre il fatto che sono voi sui confini non ci va, che ci sia compattezza da parte delle forze democratiche occidentali su combattere la guerra, sul convincere Mosca che la situazione non si può risolvere sulle bombe su bambini, su ospedali e ovviamente dare il massimo supporto umano e umanitario alle popolazioni colpite dalla guerra. Ecco, per quanto riguarda le sanzioni? Stanno andando avanti, ovviamente io mi auguro che ci siano meno sanzioni perché la guerra finisce, questo mi sembra molto chiaro. La situazione però mi sembra ancora molto complicata, ci sia ancora molta tensione e le parti, e soprattutto quella russa, poco avvezza al dialogo in questo momento. Voi siete qui oggi per presentare anche il vostro sostegno alla sanità pordenonese. Fuori dall'ospedale abbiamo visto delle persone, un presidio di chi chiede più attenzione. Ecco, quali sono i numeri che date oggi e che cosa rispondete a queste persone? Insomma, noi garantiamo oggi 22 milioni di investimento su tutta quest'area dell'Ivenza. Penso investimenti che mai prima si ricordino. Abbiamo garantito ovviamente in mezzo a una pandemia i servizi chiaramente compressi come avvenuto in tutta la regione. A me sorprende che ci siano delle persone che non capiscono la pressione ospedaliera che c'è stata dentro la pandemia e che sono state dovute sospendere delle attività per spostare il personale dove ce n'era la necessità. Questo è avvenuto in tutta la regione, in tutti i presidi della regione, e protestare a prescindere e dire no a prescindere rischia anche di far perdere le opportunità. Noi oggi qui presentiamo un potenziamento importante della sanità di quest'area
con investimenti che non si ricordino nella storia recente. Mi auguro che tutti lo comprendano e capire che il sistema sanitario regionale deve funzionare bene e non può essere semplicemente motivo di scalpo per qualcuno di propaganda. Mentre a Palmanova continuano le operazioni di raccolta di materiale sanitario, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è pronta a partire per creare in Slovacchia un campo di smistamento per l'aiuto alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina. Oggi il sopralluogo tecnico, come spiega il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Vicepresidente Riccardi, insomma, sta per partire la macchina organizzativa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia verso i confini dell'Ucraina per dare una mano. Insomma, quali sono le tappe? Le tappe sono due, la consegna di tutte le attività legate agli aspetti sanitari, quindi farmaci, dispositivi medici che sono organizzati in uno dei due hub nazionali a Palmanova. Questo vedremo adesso quale sarà la destinazione precisa e quando partiranno. L'altro aspetto è la realizzazione di questo centro di smistamento in Slovacchia e anche qui aspettiamo di avere la giornata per la partenza. I nostri sono già partiti ieri pomeriggio per andare a fare un sopralluogo. Quando avremo un ritorno di queste informazioni partiremo con queste due missioni che andranno in due luoghi differenti. Che tipo di campo sarà? Ma al momento stiamo aspettando i dettagli, probabilmente sarà un campo di smistamento, non sarà un campo di ricovero, quindi un punto di smistamento organizzato per poter distribuire il flusso delle persone che arriveranno dalla Ucraina. Quante saranno le persone impegnate dal Friuli Venezia Giulia? Adesso vediamo, perché l'aspetto del farmaci si risolve anche con gli aspetti sanitari, quindi vedremo quali saranno il numero delle persone impegnate. Per quanto riguarda il blocco dei volontari, probabilmente saranno 20-30 persone che partiranno e si uniranno anche i tecnici del Dipartimento Nazionale. Per quanto riguarda oggi Palmanova è impegnato nell'aspetto sanitario e questo è materiale che viene raccolto sulla base di disposizioni richieste dall'Unione Europea, che sta governando, coordinando tutti i paesi, e tutte le regioni stanno trasferendo a Palmanova questo tipo di attività. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci troviamo tra poco in diretta da Voi la Linea. Bentornati in diretta da Voi la Linea. Costi del gasolio per le imbarcazioni raddoppiati. In altre aree d'Italia c'è già il fermo pesca, mentre a Marano si continua a lavorare in attesa di capire l'esito di un apposito incontro a Roma. Ci colleghiamo in diretta con Daniele Paroni, che si trova a Marano con il presidente della cooperativa San Vito. Buongiorno, grazie della linea. Trasmettiamo dal porto di Marano, sono con Riccardo Milocco, che è il presidente dell'organizzazione pescatori e della cooperativa locale. Il caro carburanti sta incidendo sul vostro modo di lavorare o no? Ma tutto il settore della pesca arriva ormai da anni da difficoltà proprio del settore, che facciamo fatica a trovare una strategia per risolvere. È evidente che il costo del carburante incide, per cui aggrava una situazione già di per sé grave. Francamente speriamo che da questa discussione sul gasolio nascano delle soluzioni più, diciamo, che risolvano i problemi del settore, perché ci rendiamo conto che il caro gasolio è per evidenti motivi aumentato. Certo, alla fine del mese incide e non poco. Senta, in alcuni casi, in alcune zone d'Italia si parla addirittura di blocco dei pescherecci perché non conviene uscire. Sì, per il momento la nostra marineria non ha deciso di fermarsi, sono azioni che ognuno con la propria responsabilità prende. Mercoledì c'è un incontro importante, vediamo cosa siamo in grado di ottenere con le nostre rappresentanze, e quello che ribadisco è che è una forma che spesso si usa per cercare di sollevare il problema, ma abbiamo anche una certa responsabilità nei confronti delle cooperative stesse, dei mercati, e rischiamo di fermare inutilmente tutto l'indotto della pesca in Italia, per cui se è fatto per un chiaro motivo, ok, altrimenti decisioni così sporadiche noi in questo momento
tendiamo ad aspettare, lasciando la libertà all'impresa di fare per proprio conto. Venisse fuori la necessità di fermarsi, saremmo certamente disposti anche noi assieme agli altri a fermarsi per un motivo valido. Quanti siete? Ma noi come cooperativa San Vito qui a Marano siamo il 90% e siamo 120 soci e 60 imprese. Siamo la marina più grande del Friuli Venezia Giulia, però è evidente che ci sono marinerie venete, dell'Emilia e comunque giù per l'Italia più grosse di noi, ma non c'entra tanto questo, la pesca vive da anni problemi molto gravi e veniamo da un periodo Covid come tutti che ci ha fatto star fermi, veniamo da delle restrizioni europee per quanto riguarda soprattutto lo strascico delle giornate pesca ed è evidente che anche il caro gasolio incide. Se non siamo in grado di mettere soluzioni però per il sistema pesca che vanno un po' oltre al caro gasolio non risolviamo niente. È evidente anche che però se lo Stato riesce a incidere in questo momento immediatamente sul gasolio in qualche modo per far sì che non sia un'ulteriore mancanza per lo stipendio dei nostri marinai e delle nostre imprese è ben accetto chiaramente, per cui spero solo che mercoledì si riesca a decidere qualcosa ma soprattutto che si torni a mettere al centro i problemi gravosi della pesca con soluzioni più importanti che il caro gasolio. Senta Milocco, quanto costa oggi un litro di gasolio per riempire il serbatoio di un peschereccio? Beh, diciamo che la nostra cooperativa riesce a fare ancora un prezzo buono, facciamo 0,82 al litro, però è evidente che non è dappertutto uguale, perché il gasolio dipende anche dai tipi di contratti che si hanno. Certo è che quello che spaventa è la percentuale di aumento. Se eravamo con il Covid a 0,45 al litro, capite bene che si sta parlando più del doppio e sembra in continua crescita, per cui qualcosa che c'è, ma lo riscontriamo anche noi come semplici cittadini con le bollette, con il gas e quant'altro. Ecco, senta, concludendo, ovviamente dipende anche dalle dimensioni del peschereccio, un pieno oggi quanto costa un peschereccio? Questa è veramente una variabile che non posso dire, ci sono pescherecci grossi che fanno veramente tanti litri di carburante e anche pescherecci più piccoli. Diciamo che siamo sempre su una soglia di incidenza che si può gestire nelle nostre terre Friuli, che abbiamo imbarcazioni commisurate al nostro mare, alla nostra laguna. Però, ripeto, è un ulteriore aggravio su problemi che erano già presenti, per cui questo spaventa un pochettino le imprese che, ricordiamo, sono piccole microimprese familiari, non hanno la capacità di diversificare. Allora, abbiamo fatto il punto della situazione con Riccardo Milocco, presidente di OP, Cooperativa Pescatori Marano Lagunare. Al momento la situazione pare sotto controllo, ma a quanto pare le prossime ore saranno decisive. Da Marano Lagunare, con la collaborazione tecnica di Paolo Bassi, è veramente tutto. A voi. Grazie a Daniele Paroni. Ora ci spostiamo a Cividale del Friuli e parliamo dell'ospedale che ha riaperto le sale operatorie che erano state chiuse temporaneamente a causa della pandemia. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Daniela Bernardi e il vice sindaco con delega alla sanità Roberto Novelli. Il presidio ospedaliero, il presidio territoriale di Cividale finalmente apre per i microinterventi, quei microinterventi che erano rimasti sospesi in quanto per motivi di pandemia il personale era stato trasferito nel centro maggiore di Udine. Quindi nell'arco di 2 settimane è stata riorganizzata la struttura per poter aprire per questi microinterventi. Cosa vuol dire riorganizzata? Vuol dire far venire sul personale, intanto organizzare l'apertura con tutto quello che serve per i microinterventi, ma chiamare i pazienti che erano rimasti in lista fermi in attesa appunto di poter riavere questi piccoli interventi, che quindi riapriranno e consentiranno al territorio del cividalese di poter fare ciò che era rimasto in sospeso, ripeto, legato per la pandemia. Quindi si riapre intanto con questi micro interventi per poi appunto procedere a tutta una serie di ulteriori aperture che sono in programma, le cui date vengono definite dall'azienda in relazione alla riorganizzazione, alla ristrutturazione e ovviamente anche alla riorganizzazione del personale necessario per far sì che appunto molti reparti possano essere utili, attivi e funzionali al territorio e al cittadino.
particolare per quanto riguarda il punto di primo intervento, che rassicurazioni possiamo dare alla popolazione? Stanno organizzando azienda e regione i corsi di formazione affinché medici, infermieri ed OSE possano aprire il punto di primo intervento e dare quel supporto. Non si vogliono dare illusioni, ma è quello il messaggio che la regione ha detto, non solo caratterizzare e specializzare questo presidio territoriale, ma anche dare risposte certe al cittadino. La sanità nazionale, anche alla luce dell'esperienza che si è maturata con la pandemia, sta andando nella direzione di un forte potenziamento di quella che è la sanità territoriale e la sanità di prossimità. Il distretto di Cividale, che non è più ospedale dal 2014, avrà, come è stato detto anche dal Presidente e dal Vicepresidente della Regione, un forte incremento di quella che è l'assistenza legata alle persone fragili, agli anziani e anche a quella necessità che le persone possono avere quando vengono dimesse dall'ospedale per le acuzie e non possono direttamente essere lasciate sole in casa. Qui ci sarà l'apertura di un ospedale di comunità e di una casa della comunità. Io, come molti altri, ho delle preoccupazioni che riguardano più che altro i tempi e i modi di attivazione di queste strutture, ma i fondi ci sono, i programmi sono partiti e certamente la risposta ai bisogni di salute delle persone del territorio, del cividalese del territorio, sarà ampiamente soddisfatta. Stiamo andando nella direzione di un potenziamento della sanità territoriale più vicina al cittadino e la riapertura delle sale operatorie oggi dimostra che non è tutto fermo, ma anzi direi che tutto si sta muovendo. C'è un investimento importante sia da parte della Regione che da parte dello Stato per un ammontare complessivo di circa 10 milioni. Certo, l'investimento è dovuto sia ai fondi che mette la Regione sia ai fondi che sono presenti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta moltissimo a costruire, a realizzare queste case della salute e questo ospedale di comunità. Insomma, noi dobbiamo pensare che il cittadino che si trova ammalato e che necessita di un ricovero ospedaliero poi non deve essere abbandonato in quello che è un percorso che non consente, e lo sappiamo molto bene, la dimissione e quindi molte volte l'abbandono in casa da solo. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.